Di nuovo in diretta per aggiornarvi sulla situazione del coronavirus in Veneto. Sono dati ovviamente che preoccupano perché ci sono 407 contagiati più 21 rispetto a ieri e 116 ricoverati più 15 rispetto a ieri. Ovviamente questa è una settimana fondamentale per capire se ci sarà un aumento esponenziale oppure se le misure di contenimento saranno efficaci. Molti dicono anche, tanto per riferire delle polemiche inevitabili, che non serve chiudere le chiese, chiudere gli stadi, chiudere le scuole, se poi nei bar e nei ristoranti che rimangono aperti il personale non indossa almeno la mascherina. Infatti se andate nei bar, dove peraltro ci sono poche persone, almeno quando si fa un giro nei centri storici delle città se ne vedono davvero poche in questi giorni, il personale il più delle volte mentre cucina o mentre prepara il cappuccino di mascherine non è dotato, e questo dovrebbe essere ovviamente, molti dicono, obbligatorio. Allora vediamo la situazione anche dei trasporti, anche i trasporti sono condizionati da questa epidemia, vediamo cosa sta succedendo. L'emergenza coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni sui trasporti, prova ne sia la netta diminuzione del traffico pesante sulle strade in questi giorni. Noi vediamo anche noi la diminuzione del lavoro, vediamo camion a casa, quelli che mancano sono più che sia automezzi esteri che potrebbero anche venire qua, però poi non li lasciano tornare a casa. Ma a gravare sulle aziende sono soprattutto i trasporti con cariche parziali. Sono i carichi parziali. Se hai un cliente con rapporti consolidati da anni, purtroppo deve viaggiare anche in maniera parziale e lì i costi sono superiori dei ricavi. Se viaggi con il carico intero hai il tuo guadagno, altrimenti le spese sono superiori perché gasolio, le autostrade eccetera, il costo è uguale. Ieri sera si è raggiunto un accordo per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali per i dipendenti delle aziende in maggiore difficoltà. Ora è il momento di aiutare le partite IVA, vero cuore del nostro nord-est, del nostro Veneto. E sempre ieri c'è stata la riunione del direttivo regionale del settore trasporti della Confartigianato e arrivano una serie di richieste a Regione e Governo. La Regione potrebbe aiutarci con per esempio saltando 2 o 3 rate del bollo dei mezzi da lavoro. Lo Stato potrebbe aiutarci raddoppiando il ristorno delle accise che ci dà normalmente. I trasportatori si rivolgono anche ad Autostrade. Fateci per 4-5 mesi uno sconto del 20% sui mezzi da lavoro. Probabilmente facendo uno sforzo tutti quanti riusciremo a cavarcela tutti quanti. Infine la richiesta di rivedere i provvedimenti entrati in vigore per combattere le PM10 vista la diminuzione delle polveri sottili. I mezzi da lavoro potrebbero continuare a circolare senza penalizzazioni. Ecco che per esempio le penalizzazioni che ci danno verso fine anno per l'Euro 3 sull'Euro 4 che non può più prendere la decurtazione dell'accisa, ecco, quelli potrebbero slittare almeno di 12 mesi. Servizio di Francesca Bozza, ovviamente le categorie in allarme per via di una crisi che si preannuncia, che è già molto grave, le imprese, abbiamo sentito in questi giorni gli artigiani, gli imprenditori, tutte le categorie, i sindacati che chiedono interventi per evitare che ci siano poi altri esuberi oltre a quelli che sono già stati determinati dalla crisi del nostro settore economico, e ovviamente si parla della possibilità di una recessione se le cose dovessero andare avanti in questo modo. Sentiamo un parere autorevole, che è quello di un giornalista economico, Alan Friedman. Quali sono i veri rischi per l'economia italiana derivanti dalla crisi del coronavirus e quanto sono gravi? Ho chiesto a Jean-Claude Trichet, l'ex presidente del BCE, e mi ha detto che l'Italia è nella stessa barca con Germania, Francia, l'America, tutto l'Occidente. È un momento sicuramente pericolosissimo per l'economia mondiale perché si rischia la recessione mondiale. L'Italia, a patto che il picco del contagio finisca fra 10 o 15 giorni, cioè dentro il mese di marzo, potrebbe farcelo, ma soltanto se una serie di misure vengono introdotte e attivate in Italia e anche a livello europeo. Per esempio, dovrebbero includere la sospensione delle scadenze fiscali
non solo per la zona rossa o le 3 regioni più colpite, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, ma per tutto il territorio nazionale. E poi bisogna avere visto c'è un forte aumento di disoccupazione, c'è un bagno di sangue nel turismo, c'è una riduzione delle ordini per l'export italiano, bisogna introdurre la cassa integrazione ordinaria non soltanto per grandi aziende, ma per quelle piccolissime imprese, piccole agenzie di viaggio, ristoranti, alberghi e altre parti del comparto turistico. E ancora sarà necessario affrontare il problema del crollo degli introiti della cassa con sostegno finanziario per diversi settori. A livello internazionale sarà necessaria una azione della Banca Centrale Europea che la settimana prossima cercherà di introdurre qualche iniziativa al di là di tagli di tassi di interesse e la quantitative easing, e poi sarà necessario pure che la Germania, la Francia, altri paesi che sono i mercati principali di export italiano, anche loro introducono le misure, ma tutto questo dipende se il loro picco coincide con quello italiano e non è detto. Quindi siamo in un momento molto delicato, molto pericoloso. L'economia americana, mi ha detto Trichet, ha sentito più nel mese di febbraio danni a causa del coronavirus che la zona euro. L'Italia è a rischio, ma se il governo agisce e al di là dei 3,6 miliardi già stanziati, aggiunge 2 o 3 volte quella somma per queste misure urgenti, e se ci fosse un vero coordinamento europeo, lo so, tante sì, se, chissà, ma se ci fossero queste iniziative si potrebbe risolvere il problema e evitare il peggio. Se invece il picco del contagio va oltre marzo e se il governo non fa non solo un altro decreto, ma un'attivazione di quel decreto in tempi molto veloci, allora potremo subire una pesantissima recessione e un problema veramente strutturale per l'economia italiana. Alan Friedman intervistato dalla Stampa di Torino. Verso le 18 dovrebbe essere qui l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari, assessore regionale alla cultura, e quindi sentiremo le ultime notizie che riguardano la chiusura dei musei e poi anche la situazione dei cinema, le mostre d'arte, insomma tutta l'attività culturale importantissima in Veneto che ovviamente sta determinando un duro colpo anche per via del turismo che è fortemente danneggiato, come sapete, dalla mancanza di arrivi nel nostro territorio. Se andate al Marco Polo oppure al Canova oppure al Catullo, a Treviso e a Verona, vedete che ci sono le sale di arrivo e le partenze completamente deserte, è una scena surreale, non c'è nessuno e anche il personale è in grosse difficoltà ed è fortemente preoccupato perché per ora le aziende hanno deciso di sospendere una parte del personale o di mandarlo in ferie coatte, ma poi si prevedono provvedimenti più gravi nel caso questa situazione dovesse continuare. Come sapete abbiamo mandato in onda, in diretta, Reti Unificate su Antenna 3 Nord-Est e su Rete Veneta, prima il mercoledì delle ceneri, la messa a porte chiuse dalla Basilica di San Marco, officiata dal Patriarca Francesco Moraglia, e domenica scorsa dalla Salute. Non mancheremo anche questa domenica, essendo le chiese chiuse per via del decreto del governo, non mancheremo di mandare in onda anche la messa officiata sempre dal Patriarca di Venezia, questa volta dalla Chiesa del Redentore. Tantissime persone, risulta dai dati audit, l'hanno seguito queste cerimonie e quindi ci aspettiamo anche domenica moltissimi fedeli che saranno sintonizzati su Antenna 3 Nord-Est e su Rete Veneta. Vediamo su questo il servizio. A te guardiamo, Redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza. Dopo la celebrazione del mercoledì delle ceneri nella Basilica di San Marco e della messa dalla Madonna della Salute, Antenna 3 e Rete Veneta continueranno anche domenica 8 marzo a far arrivare nelle case dei veneti le messe a cui in questo periodo di emergenza non è possibile assistere di persona, e così anche quella di domenica che il Patriarca Francesco Moraglia celebrerà dalla Basilica Veneziana del Santissimo Redentore
verrà trasmessa dalle nostre emittenti a partire dalle 11 del mattino. Celebrazione ancora una volta a porte chiuse per evitare assembramenti, come da disposizioni ministeriali a cui i vescovi veneti, pur a malincuore, hanno deciso di adeguarsi per il bene dell'intera comunità, disponendo la sospensione delle celebrazioni aperte al pubblico. Anche in occasione della seconda domenica di Quaresima, quindi, ci sarà la possibilità di seguire comunque la messa in diretta da una chiesa molto cara ai veneziani, quella, come detto, del Redentore alla Giudecca. Un modo per far sentire meno solo chi, soprattutto i più anziani, trascorre queste giornate per lo più in casa e per consentire alla comunità dei fedeli di riunirsi idealmente intorno al Patriarca e alla Chiesa veneta. Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore. Servizio di Nina Peronetto, ovviamente tantissimi messaggi, anche i videomessaggi che arrivano in redazione. Adesso vi mostriamo quello che arriva dai pressi di Vo Euganeo al sindaco di Albettone Gio Formaggio che manda un appello al governo. Poi vedremo anche un appello dell'onorevole Achille Variati, ex sindaco di Vicenza. Sentiamo Gio Formaggio, diventato da pochi giorni consigliere regionale per Fratelli d'Italia. Dobbiamo fare in modo che da qualunque parte, Comunità Europea, Stato, province, regioni, comuni, chiunque, bisogna iniettare al più presto all'interno del sistema produttivo e commerciale della nostra regione una dose massiccia di denaro. Dobbiamo far ripartire l'economia al più presto, altrimenti il 2020 è già andato. Siamo in difficoltà e l'appello che rivolgo a chi può fare qualcosa a livello governativo lo faccia immediatamente, prima che sia troppo tardi per le nostre botteghe e le nostre industrie. E vi dico qualcosa di più. Quest'estate restate in Veneto a fare le vostre vacanze, consumiamo prodotti vicino a casa, aiutiamo il nostro fornaio, i nostri ristoranti, i nostri bar, aiutiamo chi produce, aiutiamo le nostre partite IVA. Dobbiamo restare vicino a casa. Questo è il momento di far vedere che siamo fratelli e dobbiamo unirci tutti assieme per venire fuori da questa emergenza. Vi prego, restate in Veneto, producete, consumate a livello locale. Abbiamo una notizia che arriva da Padova. Il Tribunale di Padova ha bloccato i processi da lunedì prossimo 9 marzo al 31 marzo. Le udienze civili e penali saranno rinviate, fatto salve le udienze urgenti, per esempio quelle con detenuti con scadenza termini di detenzione relativamente prossima. La decisione è stata presa questa mattina dal capo della Procura Antonino Cappelleri, dal Presidente Nardus, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati. È successo anche a Treviso. A Treviso c'era stato un caso proprio di un avvocato infettato e di qui la decisione di chiudere una parte del Tribunale. Ovviamente gravissimi danni per l'agricoltura, come accennava prima anche Gio Formaggio, è un settore fortemente colpito e purtroppo non si sa quali direzioni prendere, quali aiuti chiedere in questo momento. Vediamo cosa registra il settore importante per l'agricoltura trevigiana, in particolare del radicchio. Vediamo cosa succede. 20 quintali di radicchio di Verona e variegato di Castelfranco buttati via, tornati nella terra a fare humus. Erano partiti pochi giorni fa dalla piccola azienda orticola di Paola Franceschin al mercato ortofrutticolo di Padova per la tentata vendita. Il lunedì io ho consegnato al MAP e il mio radicchio è rimasto lì. Se non abbiamo acquirenti tipo i fruttivendoli, piccoli negozi eccetera che vanno, automaticamente il prodotto è rimasto fermo. Tutto il mercato ortofrutticolo di Padova registra in questi giorni un calo di domanda di ortofrutta. La Franceschin, che non intende scendere a patti con la grande distribuzione,
paga il fatto che in tutta la provincia le persone che escono di casa per la spesa si limitano alle necessità più stringenti e così mezzo ettaro di radicchio della sua terra è rimasto invenduto. Mi hanno detto valuta te se vale la pena di lasciarlo nei campi o di impegnare lavoro, impegnare personale, impegnare gente, impegnare celle per poi non sapere se va venduto. E visto che anche l'ultimo è stato venduto a un prezzo che non ho preso neanche le spese, le dico la verità, neanche il costo della cassettina, ho valutato e ho fatto le mie valutazioni e non posso lavorare per rimetterci. Un conto è lavorare per andare a pari, ma lavorare per rimetterci, mi chiedo scusa, ma non lo so se lei lo farebbe, io dico la sincera verità. Ho fermato la raccolta del radicchio, sì, anche per mancata vendita proprio. Peccato, crollate le vendite di un prodotto a chilometri zero e una piccola economia locale in ginocchio. Possiamo definirlo un disastro? Abbastanza. Quel radicchio poteva essere regalato invece che gettato. La Franceschin dona già molti suoi prodotti ai bisognosi della zona. Difficile regalare 20 quintali di merce tutti insieme, fa notare. Perso il frutto del suo lavoro, rimangono i mancati incassi e i debiti verso fornitori e banche. Io sto facendo degli investimenti per esempio, no? E quindi adesso siamo fermi con le banche, magari un tasso zero, non lo so, chiedere alle banche non è da me, ve lo dico molto sinceramente. Chiedo semplicemente col piccolo aiuto un tasso zero o un tasso agevolato, cioè qualcosa che mi permetta di respirare un attimo e di non essere presi per la gola dalle banche, dalle assicurazioni. Allora anche lo sport ovviamente, come sapete, è coinvolto nelle misure restrittive per il coronavirus, ma intanto si apprende che il Benetton Rugby Treviso è regolarmente arrivato in Galles via Bristol dall'Inghilterra, dove domani giocherà il match del Pro 14, il torneo celtico alla Rodney Parade di Newport contro i Dragons. Tutto ciò anche se il team biancoverde proviene dal Veneto, cioè da una delle zone di maggior contagio in Italia e dove in qualsiasi sport adesso si gioca solo a porte chiuse o proprio non si scende in campo, come sarà il caso del Benetton sabato 21. Il match contro gli irlandesi del Munster è stato rinviato a data da destinarsi in Gran Bretagna. Invece a Treviso è stato dato il via libera. Contraddittorie vengono giudicate molte misure anche su questo versante. Vediamo un altro appello, quello dell'ex sindaco di Vicenza, oggi sottosegretario del governo Conte 2, Achille Variati. Sto ricevendo in questi giorni moltissime richieste e segnalazioni dalla nostra terra, il Veneto, che è una delle regioni più colpite da questa crisi, sia in termini di persone ammalate che di ripercussioni sulle attività economiche e produttive. La situazione che stiamo affrontando è seria. Nelle scorse ore il governo ha esteso al resto del paese le misure che il Veneto già sta sperimentando. L'obiettivo è chiarissimo: rallentare il contagio, ridurre la portata del virus. Non c'è obiettivo più importante di questo. Per una ragione molto semplice. Anche se la stragrande maggioranza di coloro che vengono contagiati guarirà, spesso addirittura senza mostrare sintomi, i rischi per alcuni soggetti più vulnerabili della popolazione sono reali ed elevati. E c'è un'altra ragione che dobbiamo considerare. Se troppe persone si ammalano contemporaneamente e richiedono cure ospedaliere, il sistema sanitario può andare in crisi. E questo sarebbe molto grave. Ecco perché vengono adottate misure di straordinaria gravità. E vengo all'altro grande tema, quello del danno economico. Lo sappiamo e lo capiamo e sentiamo le richieste di aiuto che arrivano dalle imprese, dal mondo del turismo, da quello dell'alimentare, dagli operatori dello spettacolo e della cultura. Lo sappiamo bene quanto questa emergenza sta costando, specie in una regione come il Veneto. Il governo interverrà per aiutare tutti coloro che da questa crisi verranno danneggiati pesantemente e allo stesso modo interverrà per rilanciare internazionalmente la forza del Made in Italy. Ma se chiediamo un sacrificio a tutti è per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Questo è il momento della responsabilità, della maturità, della pazienza, certo non delle polemiche. Se collaboriamo tutti riusciremo a domare prima questo incendio e a tornare alla vita che conosciamo
e che desideriamo. E questo era Achille Variati. In Friuli Venezia Giulia si era riusciti fino a pochi giorni fa a contenere, almeno sembrava così, il virus, si sperava che arrivasse a tardare in Friuli Venezia Giulia, poi invece oggi si contano 22 infettati e 4 ricoveri. Ovviamente fa parlare la situazione del Consiglio regionale, che vedete il piccolo descrive in questo modo: chiuso 15 giorni, un consigliere regionale, Gabrovec, dice ora sto bene, le norme anticrisi sono state bloccate, attività sospesa dopo la positività dell'esponente di Slovenska Skupnost, 8 colleghi costretti a casa e i dipendenti invitati al telelavoro fino a metà marzo. Il telelavoro ovviamente è oggetto di grandi dibattiti, con la chiusura delle scuole si tenta di stabilire proprio dei contatti tra insegnanti ed alunni, lo si sta facendo in tante scuole del Veneto e di altre regioni. Ovviamente i ragazzi sono molto più pratici dei mezzi digitali di quanto non lo siano i loro insegnanti, quasi si invertono le parti in questo caso. Ci sono ragazzi che spiegano agli insegnanti come utilizzare il computer, ma insomma sta avanzando un po' questo telelavoro e il smart working anche tra ragazzi e insegnanti, e anche nelle imprese. Alcune imprese, per evitare appunto l'aumento di contagi, consigliano a una parte dei dipendenti di lavorare da casa. Vediamo cosa dice a proposito della situazione di Treviso il sindaco Mario Conte. L'ospedale Cafoncello è il cluster che registra la maggior parte di contagi, ma sentiamo cosa dice il sindaco di Treviso. Noi chiediamo che il trattamento che il Ministero sta riservando alla zona rossa di Vo venga esteso a tutto il territorio veneto da un punto di vista finanziario e di incentivi. Di sicuro però non ci sono le stesse condizioni tra Vo, Euganeo e Treviso, perché il focolaio di Treviso è circoscritto all'interno della struttura ospedaliera. Zona rossa sì, ma solo sul fronte economico per eventuali aiuti straordinari alle imprese, come chiesto anche dal governatore Zaia nelle scorse ore. Questa è la sintesi del Conte pensiero, che sottolinea come il focolaio vero e proprio resti il Cafoncello e non il centro città. Un dettaglio non da poco nei giorni dell'emergenza. Certo, in terra di Marca i casi conclamati sono circa un centinaio ed è sempre più difficile tracciarne una traiettoria. Gli stessi contagiati dalla geriatria di Treviso risiedono in tutta la provincia, alcuni peraltro non sono riconducibili al reparto trevigiano, come il caso isolato Orsago. Il coronavirus poi è entrato nelle case di riposo, ad esempio a Casale sul Sile. Inevitabile che la priorità resti sanitaria. Oggi è importante arginare il contagio di questo virus per evitare che la regione finisca in ginocchio, perché troppe persone ricorrono alle cure sanitarie. E poi appunto c'è l'economia contagiata dal coronavirus e in questo caso non c'è bisogno di alcun tampone per capirlo. Abbiamo già scritto una lettera al Ministero perché si faccia carico di questi costi che gravano sulle famiglie, che gravano sulle aziende e che gravano anche sulle amministrazioni comunali, per cercare di ristorare quello che oggi è un danno inestimabile. Mario Conte, sindaco di Treviso e neopresidente dell'ANCI Veneto, intervistato da Cristian Arboit. Ricorderete i provvedimenti che erano stati subito annunciati per quanto riguardava le visite nelle case di cura. Si era suggerito da più parti di andare a trovare i parenti ricoverati nelle case di cura poco frequentemente, nel maggior numero di persone possibile. A Bassano del Grappa si è a questo punto addirittura deciso di di impedire le visite agli anziani. Vediamo. L'emergenza coronavirus blocca gli accessi anche alle case di riposo. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo prevede per le strutture residenziali per anziani l'accesso limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura e adottando le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Una decisione che rientra nelle misure prese dal governo per contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 e che nel caso specifico mirano alla protezione delle persone più anziane particolarmente a rischio in caso di positività.
Nelle case di riposo del territorio, Bassano, Solagna, Cartigliano e Vastagna, le visite dei parenti sono sospese. E per quanto riguarda la casa di riposo abbiamo invertito l'ordine, per cui è chiusa a tutti e poi il direttore della casa di riposo consente l'accesso in casi determinati. Nel frattempo gli ospiti delle strutture vivono come dentro una bolla, niente visite, figli e familiari solo per telefono. Alcune case di riposo hanno già messo a disposizione degli smartphone per le videochiamate per dare modo agli anziani di vedere così i parenti. Dentro le strutture sono state intensificate le attività educative, mentre solo per alcuni casi particolari sarà autorizzato l'accesso dei familiari, ma nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e quindi in particolare con l'uso di mascherine e la disinfezione delle mani. Le misure di contenimento previste nel decreto al momento sono valide fino al 3 di aprile. Naturalmente l'evoluzione della situazione nelle prossime settimane sarà fondamentale per le future decisioni del governo. E questo era un altro servizio, ne abbiamo dati tanti e ne diamo tantissimi nei nostri telegiornali, li diamo anche nei nostri talk, a Ring con Ferdinando Avarino che spesso conduce queste dirette, e tutti i nostri colleghi, ovviamente Nicola Zanetti, tutti coloro che si sono succeduti alternati nelle dirette che mandiamo in onda appunto da Antenna 3 Nord-Est. Allora, dobbiamo dare pubblicità pochi istanti e poi torniamo. Tra poco avremo qui l'assessore alla cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. State con noi. Di nuovo in diretta per aggiornarvi con Antenna 3 Nord-Est sulla situazione del coronavirus. Abbiamo dato prima i dati, dovrebbe arrivare adesso l'aggiornamento verso le 18:30, chissà che non arrivi prima che si inizi con i nostri telegiornali, in modo da darvi subito in tempo reale le novità. C'è un famoso brano dei Pooh, Uomini soli, e un po' soli lo siamo adesso, no? Se non altro siamo distanti, dobbiamo stare distanti gli uni dagli altri. Ricordo tra l'altro che ci sono tantissimi programmi televisivi che sono stati sospesi sulle reti pubbliche, programmi dove c'erano folte platee, e quindi per ragioni di sicurezza si è deciso di sospendere. Per esempio cito Ballando con le stelle, pare che non vada neanche più in onda, ma dicevo, c'è un grande artista, un grande amico di Antenna 3 Nord-Est, un grande trevigiano, che è Red Canzian. Abbiamo sentito anche lui, perché in genere è tra quelli che cercano sempre di infondere fiducia e un sorriso tra il pubblico che lo segue. Sentiamo. Amici, il coronavirus sta sicuramente cambiando le nostre abitudini e la nostra vita, ma io credo che noi comunque dobbiamo reagire e non farci prendere dal panico. Non dobbiamo avere paura della paura. Siamo sommersi da informazioni molto spesso gonfiate, siamo sommersi da informazioni molto spesso sbagliate, le famose fake news. Vi faccio un esempio sulla mia città, Treviso, che sembrava ieri che dovesse diventare zona rossa. Non c'è niente di più sbagliato. Treviso è sotto controllo. Sono stati diagnosticati 87 casi tra Treviso e provincia. Di questi 87, 25 sono all'ospedale di Cafoncello e solo uno di questi 25 è in terapia intensiva e grazie al cielo sta anche migliorando. Gli altri 62 sono a casa in una quarantena volontaria. Quindi non c'è tutta questa gravità, tutta questa paura che cercano di metterci addosso. Noi dobbiamo reagire anche con l'ottimismo, reagire anche rischiando di dare la mano a qualcuno, perché io non voglio neanche creare questo muro con le persone che mi stanno intorno. Non credo che il problema sia tutto là. Quindi reagiamo e soprattutto impariamo a sorridere e a uscire di casa, guardarci intorno. Adesso sta arrivando anche la bella stagione e la vita è là fuori. Ha ragione Red Canzian, mai avere paura, insomma cercare di rispettare le regole, soprattutto quelle igieniche, ma senza farsi prendere dal panico, perché supereremo anche questa. Abbiamo in linea, e la ringrazio molto, l'assessore regionale all'istruzione e al lavoro, Elena Dorazzan. Buonasera Assessore. Buonasera direttore e a tutti i vostri telespettatori.
Grazie. Senta Assessore, allora grandi disagi nelle famiglie, soprattutto quelle che hanno bambini piccoli che vanno a scuola, insomma bambini che vanno alle elementari, anche agli asili nido, e poi anche preoccupazione tra gli studenti che dovranno fare la maturità, perché a questo punto dicono ma la faremo, sarà spostata, perderemo l'anno, e intanto si discute sui rapporti anche telematici, digitali tra studenti e insegnanti. A oggi, Assessore, qual è la situazione a suo giudizio? Se questo prolungamento lei ritiene che sia stato opportuno, necessario, indispensabile o meno? Allora, Direttore, come ho già avuto modo di dire a lei e anche durante una serata di Focus, io ho smesso di avere dei pareri, nel senso che devo accettare senza discussione quello che un comitato scientifico istituito ad hoc con fior di ricercatori, scienziati e studiosi della materia, oltre che medici ovviamente, ci dicono. Quindi il comitato scientifico stamattina aveva qualche dubbio sul fatto che bisognasse ancora tenere chiuse le scuole. Però questa contraddizione non aiuta, allora il governo fa una cosa, dice fino al 15 marzo, oggi già lascia intendere che ci potrebbe essere ancora un prolungamento. Mi auguro che sia suffragato da un parere di questo comitato scientifico, altrimenti perché avere un comitato scientifico? Detto questo, noi dobbiamo essere il più appunto rispettosi e disciplinati possibili, perché la contestazione non serve, soprattutto non serve a scuola. La preoccupazione deve essere quella che i nostri ragazzi, come ha detto bene lei, riescano ad assolvere tutto quello che è il programma scolastico, e non per un puro formalismo, ma perché stiamo parlando di competenze che poi saranno utili loro per affrontare chi l'università, chi il mondo del lavoro. E quindi è chiaro che stiamo perdendo tanti giorni di scuola. Come attrezzarci? L'appello è quello a riuscire a continuare a studiare, stare il più possibile con la testa nei libri e sullo studio. Lo possiamo fare con gli studenti delle scuole superiori, le scuole di formazione professionale, quelle che sono sotto l'autonomia della regione già ora, stanno facendo formazione a distanza. Certo lo si può fare per tante materie tranne che per i laboratori, però intanto si fa formazione anche con i laboratori spiegando le cose e poi quando si rientrerà nella normalità facendole. Le scuole dello Stato sono un po' a macchia di leopardo. Il Duca degli Abruzzi, voi avete mandato anche l'altra sera un servizio, sta facendo formazione a distanza, sta facendo didattica a distanza, l'Istituto di Asiago anche, però molti non la fanno. Altra cosa, per le scuole elementari, lei giustamente diceva, ci sono i bambini più piccoli e sono quelli più difficilmente gestibili anche per le famiglie. Le maestre stanno facendo un lavoro straordinario perché stanno dando i compiti ai genitori affinché accompagnino i figli, ma è chiaro che il disagio è grande. Disagio grande che bisogna cercare di avere pazienza e contenere. Guardi, io penso che quello di cui si sta discutendo anche oggi è anche e deve essere soprattutto legato al tema economico, Direttore, perché l'emergenza sanitaria, come ho già avuto modo di dire, è nelle mani robuste della sanità veneta, con medici che sono veramente generosamente impegnati insieme a tutta la parte degli infermieri e degli ausiliari che ci sono, degli operatori sanitari che stanno facendo cose straordinarie, ma il tema è quello economico, riguarda anche le famiglie che devono sopportare dei costi come quello magari di una babysitter che sono difficilmente sostenibili. Ecco, Assessore, su questo si parla di un voucher babysitter e di congedi parentali. Lei come la valuta questa possibile decisione del governo Conte? Ma io la valuto positivamente anche perché proviene da Giorgia Meloni e non dal governo Conte, quindi mi viene da dire che la valuto positivamente per ragioni. Primo perché è un problema oggettivo. Lei pensi a una famiglia con un papà e una mamma che lavorano e non hanno i nonni magari, e questi bimbi veramente non sai dove tenerli. E quindi servirebbe anche un pochino per trovare un po' di lavoro a quelle tante persone che oggi sono prive di lavoro perché magari lasciate a casa da un bar, da un ristorante, perché guardate che oggi stiamo valutando anche questo, quanti posti di lavoro si stanno perdendo, quante persone che avevano contratti a part-time o tempo determinato o a chiamata
oggi sono sospesi. Quindi non è una cosa negativa, anzi è una cosa positiva, ma è una gocciolina nel mare, perché il problema vero riguarda oggi tutto l'ambito del turismo, e domani mattina con il collega Caner abbiamo un primo incontro di ricognizione sul turismo, squisitamente sul turismo. C'è tutto il comparto del manifatturiero, c'è coloro che non riescono ad esportare le proprie merci, ad andare alle fiere perché fiere cancellate o perché ci dicono che non vogliono che gli italiani vadano, che è un altro aspetto per il quale mi permetto, io mi aspetto un intervento del Presidente della Repubblica, che se Conte viene trattato così come viene trattato e se il Ministro degli Esteri, Di Maio, offre la pizza a uno che ci sta offendendo come la Francia, offre la pizza all'ambasciatore francese pensando di aver risolto il problema, non abbiamo capito la portata del danno. Grazie Assessore, grazie molte, grazie, a presto. Grazie a voi. Buon lavoro, arrivederci. Vediamo la pagina del Los Angeles Times. On Grand Princess, confusion and missteps. Regnano il caos su questa nave, vedete che è proprio vicino al Golden Gate, nella baia di San Francisco, dove si è diffuso, come già sull'altra nave che era invece ormeggiata in Giappone, dove c'era il comandante italiano che è sceso per ultimo, si è già diffuso il coronavirus e i passeggeri a bordo adesso sono bloccati su questa nave. Saluto e ringrazio molto l'assessore alla cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari, avvocato, grazie, bentornato. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Assessore, allora abbiamo parlato di tanti settori che sono stati in questo momento sono compromessi seriamente da questa pandemia. La cultura ovviamente non si sottrae, anzi direi che è tra le più colpite. Assolutamente sì, parliamo di cultura, parliamo anche di sport, altra materia importantissima nella nostra regione, ovvero due dei settori particolarmente colpiti dai primi provvedimenti per contenere il contagio del virus. Alle volte non è possibile rendersi conto subito della portata del danno, ma pensate cosa significhi chiudere i teatri, chiudere i musei, le biblioteche, tutte le manifestazioni e gli eventi, le manifestazioni sportive, le gare sportive, c'è tutto un mondo sia che lavora, un mondo di volontariato, un mondo di professionismo, che ha una valenza importantissima per la nostra regione, per la nostra comunità veneta, ma direi è un tema che è valido per tutta l'Italia. E quindi è importante anche sottolineare questo aspetto, cioè due dei settori che sono tra i più colpiti sono proprio la cultura e lo sport, perché sono settori che per loro natura sono fonte di aggregazione di persone. Diciamo sempre investiamo nella cultura, investiamo nello sport, perché così investiamo nelle nostre comunità, creiamo una rete, perché attorno a questi mondi si generano poi tutta una serie di sinergie positive. E oggi proprio questo punto di forza diventa un punto invece di fragilità, perché laddove ci sono assemblamenti di persone, giustamente l'autorità sanitaria ci dice che occorre l'attenzione, occorre la prevenzione e il contenimento. Ecco che noi abbiamo già riunito le categorie che sono rappresentative, penso al CONI che rappresenta tutte le federazioni sportive, penso a tutto il mondo della cultura che significa le nostre grandi istituzioni culturali, l'Arena, la Fenice, il Teatro Stabile del Veneto, i grandi teatri della nostra regione, pensiamo al nostro sistema museale, pensiamo a tutto lo spettacolo dal vivo che è rappresentato dall'Agis. Ecco, c'è una realtà veramente diffusa, capillarmente, che in questo momento sta soffrendo tantissimo, sta soffrendo per quello che è il momento di limitazione dell'attività, ovvero non vengono fatte le rappresentazioni, non si possono fare le manifestazioni, e sta soffrendo anche per quelle che ne saranno le conseguenze, perché il fatto di non poter, per esempio, portare avanti una stagione teatrale significa perdere anche la possibilità di accedere a quei contributi che sono previsti dalla normativa statale e regionale, e che quindi si genera un circuito, un circolo vizioso che rischia veramente di distruggere questi mondi. E dietro questi mondi non c'è solo l'eccellenza del Veneto, non c'è solo la valenza della qualità di quello che viene fatto, ma c'è soprattutto la vita di tante persone. Ecco, Assessore, tra l'altro molti chiamano, ci chiamano, ci scrivono
e dicono ma che senso ha chiudere i musei dove non è che, più delle volte non è che ci sia una folla enorme, no? E invece tenere aperti i centri commerciali dove, non so, il sabato e la domenica si radunano, si ritrovano migliaia di persone. Beh, allora questo è un aspetto che è stato profondamente dibattuto. Ricordo sempre che le prescrizioni contenute nel DPCM, nel decreto fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state formulate dopo che una commissione medica, tecnica, scientifica ha dato delle indicazioni, delle prescrizioni e quindi un indirizzo. Noi non andiamo a entrare in questa materia perché ci affidiamo ai tecnici, sappiamo però che oggi è consentito l'esercizio delle attività delle biblioteche, dei musei e dei centri di aggregazione culturale, laddove però sia garantita la possibilità di mantenere quelle misure di prevenzione e di cautela che sono quelle prescritte in modo generico per tutte le attività. E quindi è naturale che questo pone un obbligo, una responsabilità anche a carico di chi gestisce, che deve verificare che vengano mantenute e che si possano garantire determinate condizioni, quelle la distanza tra le persone, che non ci siano assemblamenti, che ci sia il modo, per esempio, nel consultare un libro di poter utilizzare dei guanti usa e getta, il fatto di avere dei presidi che permettano la pulizia, che permettano l'igiene, l'evitare il contatto troppo ravvicinato. Ecco, questo è possibile in alcuni casi e non è possibile in altri. Pensiamo ai teatri, laddove ci siano gli abbonati che riempiono completamente una sala e ci sia un sold out. In questo caso non sarebbe possibile garantire la sussistenza di queste condizioni e giocoforza o rimangono chiusi o debbono fare una scelta di riduzione che molte volte è difficilmente sostenibile, tanto è vero che molti teatri sono oggettivamente chiusi, così come i cinema, anche se potrebbero esercitare la loro attività a scartamento ridotto, tra virgolette. Quindi entriamo in gioco tutti, è una responsabilità collettiva della nostra comunità che dobbiamo dimostrare dal singolo cittadino, che deve attenersi a quelle norme di comportamento, di igiene, di precauzione nel relazionarsi con gli altri, a chi per l'ambito dell'attività in cui lavora deve far sì che deve verificare che queste condizioni siano garantite. Per il settore culturale e per il mondo dello spettacolo e per il mondo dello sport questo significa un sacrificio enorme, significa una responsabilità enorme e noi dobbiamo avere assolutamente attenzione per questi settori, perché sono settori rispetto ai quali non possiamo permetterci di perdere un patrimonio che abbiamo fondamentale. E questa è la battaglia che stiamo facendo come regioni, tutte le regioni insieme, nei confronti del governo, affinché questi settori siano sostenuti da un punto di vista occupazionale, da un punto di vista delle produzioni, da un punto di vista del sostegno economico, da un punto di vista anche di pensare che quando riparte la cultura, quando riparte lo sport, vuol dire che c'è un paese vivo, c'è una comunità viva e siamo tutti più facilitati a ripartire. Grazie Assessore, dovremmo avere, credo adesso... Chiedo alla regia quanto tempo abbiamo, forse abbiamo ancora un minuto prima di andare nella fascia dei... Quanto scusa? 2 minuti, allora poi andiamo verso la fascia dei telegiornali che inizierà col TG Veneto alle 18:30, poi ovviamente TG Venezia alle 19, 19:30 il TG Treviso. Assessore, in 2 minuti le chiedo il suo Polesine. Beh, il Polesine è una terra che è stata toccata da questa vicenda, abbiamo attualmente 4 positività, fortunatamente tutti i casi sono stati sono riconducibili a degli focolai specifici, quindi non esiste una problematica sul Polesine da un punto di vista di un focolaio autonomo, ma le persone che hanno avuto delle positività sono a loro volta venute in contatto da altre situazioni che erano note. Ricordiamo una cosa, il grande lavoro che sta facendo la sanità del Veneto, il nostro sistema sociosanitario. Sta facendo un lavoro eccezionale, io voglio ringraziare di cuore tutti gli operatori del nostro sistema sociosanitario, partendo dal personale medico, ma anche gli amministrativi e anche tutta la parte dirigenziale. È uno sforzo immane che stanno facendo e dimostrando quasi atti di eroismo. E lo fanno sapendo bene che la Regione Veneto non ha paura di utilizzare i controlli e di utilizzare il metodo della trasparenza. La Regione del Veneto è la regione che ha fatto più controlli di tutti, si dice che noi abbiamo fatto tanti tamponi, ma lo abbiamo fatto proprio per poter monitorare profondamente
profondamente questo fenomeno, individuare i possibili focolai e isolarli. Ed è per questo che io sono fiducioso per quanto riguarda la nostra regione e so che siamo in buone mani. È un lavoro che riguarda tutti, ripeto, riguarda chi ha responsabilità amministrative, di governo, ma riguarda anche i singoli cittadini, perché ognuno di noi deve attenersi alle regole che vengono indicate per poter far sì che questo problema venga contenuto il più possibile e si torni presto alla normalità. Ricordiamo, dobbiamo lavorare insieme, fare squadra, non è il momento delle polemiche questo, perché prima torniamo alla normalità e prima eviteremo che questo allarme sanitario divenga una catastrofe economica per il nostro Veneto. Assessore, grazie molte, grazie all'assessore regionale alla cultura e allo sport della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Grazie molte, ci avviamo verso i telegiornali, state con noi alle 18:30 il TG Veneto con tutti gli aggiornamenti, i dati relativi ai ricoveri e ai contagiati saranno aggiornati proprio tra pochissimi minuti. Io ringrazio per questa diretta la collega Daniela Sizia, i registi Toni Esposito e Andrea Basso, e ci vediamo ovviamente, ci vedremo poi stasera su Rete Veneta, se lo vorrete, Focus alle 21:15, ma tra poco alle 18:30 TG Veneto su Antenna 3 Nord-Est. Grazie, arrivederci.